Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. Rubinetti a secco ad Agrigento, cittadini costretti a rifornirsi di acqua potabile alla fontana. Crisi idrica, la regione chiede l'invio di navi cisterna militari e ai cittadini raccomanda di non sprecare l'acqua. Fermo e multa da 10.000 euro alla Mare Ionio dopo l'aggressione dei libici, accusata di non aver rispettato le indicazioni di Tripoli. Protesta la ONG e una rappresaglia nei nostri confronti. Cantieri aperti e lavori di manutenzione sulle autostrade siciliane, weekend di passione per gli automobilisti. Pippo Pattavina, il mio pensaci Giacomino, un personaggio contro il perbenismo. Calcio, il Palermo nel pomeriggio in campo contro la Sampdoria al Barbera, il nuovo tecnico Mignani cambia il sistema di gioco dei rosanero. In Serie C domani sfide salvezza per Catania e Messina, rossazzurri in trasferta con la Virtus Francavilla, giallorossi in casa con il Monterosi. Bentrovati a Sicilia 24, è sempre più grave la penuria d'acqua ad Agrigento con i cittadini che sono costretti a fare la fila alle fontane per rifornirsi di acqua potabile. Li ha incontrati per noi Davide Sardo. Da settimane che non arriva l'acqua e di conseguenza uno si procura qua di venire a riempire l'acqua qua a Banamorone finché corre il rubinetto, dopo di ciò non lo sappiamo come va a finire. Si aggrava l'emergenza idrica ad Agrigento e le prospettive volgono al peggio in prossimità della stagione estiva e della perdurante siccità. La distribuzione è stata ridotta drasticamente, un turno a settimana e per poche ore. Impazzano le autobotti private con prezzi schizzati alle stelle. Tanti cittadini sono costretti in coda innanzi alla storica fontana di Bonamorone, bidoni e bottiglie. Anche lei è costretto a riempire i bidoni? Purtroppo sì, per le necessità di cucinare, perché l'acqua che arriva nelle tane, nelle case, nelle abitazioni, purtroppo è quella che è. Non è più come prima che davano martedì, giovedì e sabato, ora la danno 2 volte alla settimana, 1 volta alla settimana e io la vengo a riempire qua da 40 e rotti anni, perché questa è l'unica fontana rimasta di Agrigento, una cosa vergognosa, mentre una volta, 50 anni fa mi ricordo, ce n'erano almeno 7-8, perché qua sotto è tutto acqua. Lei ha appena riempito l'acqua alla fontana di Bonamorone, perché? Per cucinare e per bere. La crisi idrica c'è stata sempre ad Agrigento purtroppo e quindi siamo costretti o a comprarla l'acqua o a pagarla troppo cara. Però purtroppo la situazione è questa e ci dobbiamo adattare, con difficoltà comunque. Non solo Agrigento, la preoccupazione per la carenza idrica cresce e preoccupa in Sicilia in vista dell'estate. Già da ora sono partiti i piani per risparmiare il prezioso liquido, ma la Regione si prepara anche al peggio e chiede a Roma di inviare navi cisterna e dissalatori da campo. Manlio Viola. Un vademecum su come risparmiare acqua in vista di un'estate che si preannuncia difficile, ma anche una serie di interventi in emergenza che vanno dalla richiesta dell'uso dei dissalatori portatili fino all'impiego delle navi cisterna delle forze armate, dagli strumenti messi in campo dal genio civile e quello militare. Mentre le aziende acquedotto diminuiscono la pressione della rete di distribuzione idrica per risparmiare acqua, fin da ora il governo regionale prepara le contromisure in vista dell'estate. Nella richiesta di emergenza e di riconoscimento dello stato di calamità naturale, la Regione chiede anche l'invio delle forze armate per poter usare dissalatori da campo del genio militare e navi cisterna della Marina per i rifornimenti. Ma lo stato di calamità naturale viene contestato da un esperto, l'ingegner Giuseppe Ricobene, che ha lavorato presso Girgenti Acque, sostiene che la siccità non può essere ricondotta soltanto ai cambiamenti climatici, ma dipende soprattutto da anni di errori gestionali. Ma i dati del servizio meteorologico parlano invece di un mese di marzo fra i più caldi e asciutti degli ultimi 30 anni. Nel frattempo si chiede ai cittadini di iniziare a risparmiare il prezioso liquido usando la doccia invece della vasca da bagno, usando lavatrici e lavastoviglie soltanto a pieno carico, controllando l'efficienza degli impianti idrici per evitare perdite. Con un'ordinanza poi si obbligano gli enti pubblici a non usare acqua potabile nelle fontane ornamentali e nelle piscine e si invita anche i privati a fare altrettanto.
Il processo contro Martina Patti, la donna di 24 anni di Mascalucia che ha ucciso la piccola figlia Elena di appena 4 anni, sfilano i testi della difesa, fra loro anche un avvocato che ha confermato il rapporto burrascoso che esisteva tra Martina e l'ex compagno. Sentiamo Emanuela Corsi. Un litigio anche per il riconoscimento di Elena nel giorno della sua nascita. Nel processo contro Martina Patti, la 24enne di Mascalucia, che ha confessato l'omicidio della figlia di 4 anni, è la volta di 4 testi della difesa. Tra loro l'avvocato Paola Lacarruba, che in aula ha riferito, come riporta oggi il quotidiano La Sicilia, di aver conosciuto Martina poco prima della nascita di Elena per una presunta aggressione subita. Lacarruba inoltre ha raccontato di essere stata contattata dalla nonna materna il giorno della nascita della bambina, chiedendo se la figlia poteva rifiutarsi di dare il cognome del padre. Anche in quell'occasione pare che i due avessero litigato. Un rapporto burrascoso, quello con Alessandro Del Pozzo, confermato in aula anche da 2 amiche dell'imputata. Il pediatra della bambina, Antonino Marano, ha aggiunto che alle visite mediche era soprattutto la madre ad accompagnarla. Il 29 aprile verranno ascoltati gli altri testi della difesa della 24enne. La procura le contesta i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. La tragica vicenda inizia il 13 giugno 2022. Martina Patti denuncia ai carabinieri che la figlia è stata sequestrata da 3 persone armate mentre era in auto con lei, accusando la condotta dell'ex compagno con precedenti per spaccio. Gli investigatori da subito escludono che il sequestro sia opera della criminalità organizzata. Il giorno successivo è la stessa Martina a cambiare versione e condurre gli inquirenti nel campo dove è sepolta la piccola Elena, uccisa con un'arma da taglio. Il cadavere, chiuso dentro 5 sacchi neri, era stato coperto con cenere vulcanica e ciottoli. Dietro il tragico gesto ci sarebbe proprio il fallimento del rapporto con Del Pozzo, che nel frattempo aveva iniziato una nuova relazione, e le difficoltà di rifarsi una vita sentimentale con una bambina piccola. Si complica la situazione della Mare Ionio, le autorità hanno notificato al comandante e all'armatore una multa che potrebbe arrivare fino a 10.000 euro, obbligando la nave al fermo amministrativo. Gli operatori delle ONG sono accusati di aver istigato la fuga dei migranti per sottrarsi alla guardia libica. 2 giorni fa la Marina di Bengasi aveva sparato contro Mare Ionio mentre operava un salvataggio in acque libiche, salvando 58 persone. Successivamente le è stato assegnato il porto sicuro di Pozzallo. Oggi il provvedimento di fermo, misure duramente contestate da Luca Casarini, capo missione della ONG Mediterranea, che parla di una rappresaglia del governo Meloni. Intanto sono ormai 1169, dopo 3 sbarchi della notte, i migranti radunati nell'hotspot di Lampedusa. E adesso parliamo del weekend appena iniziato. Sarà un weekend di passione per gli automobilisti siciliani. Tanti cantieri aperti in autostrada, disagi sulla Catania-Messina e sulla Messina-Palermo. Francesco Triolo. Il primo weekend difficile della primavera per molti automobilisti siciliani, perché archiviata la Pasqua sulle autostrade inizierà un periodo intenso di particolare disagio. Sono scattati i lavori per la manutenzione straordinaria delle gallerie di Torbini e Giardini, con la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di Monte in direzione Catania e l'istituzione del doppio senso di circolazione in quella di Valle in direzione Messina. Una decisione, quella del Consorzio Autostrade, che era stata programmata inizialmente sino al 1 giugno, ma che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto tra gli amministratori della Riviera Ionica. Il Consorzio Autostrade Siciliane allora ha deciso di sospendere i lavori il 23 aprile a ridosso del Ponte della Liberazione del 1 maggio e poi riprenderli a conclusione della stagione estiva. Questo per non appesantire il traffico in uno dei periodi con il più alto tasso di percorrenza. Dal 24 aprile quindi sarà nuovamente possibile utilizzare la rampa di accesso dello svincolo di Taormina per prendere l'autostrada in direzione Catania. Intanto però da lunedì e proprio sino al 23 aprile avverrà la parzializzazione della carreggiata in diversi punti delle tratte autostradali, sia della Messina-Catania che della Messina-Palermo, per permettere la prosecuzione dei lavori di implementazione dei dispositivi informativi alle barriere nei caselli della A20 e della A18. Inoltre partiranno i lavori per la pose e l'installazione di nuovi pali e corpi illuminanti per lo svincolo di Rometta. Da lunedì a martedì, dalle 9 alle 17, verrà chiuso lo svincolo di Rometta in uscita per i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia. Dal 10 all'11 aprile lo svincolo di Rometta sarà chiuso in entrata. Automobilisti indisciplinati multati a Siracusa, in via Malta. Da qualche giorno ci sono le telecamere contro chi passa dalla corsia preferenziale senza autorizzazione. Più di 100 multe in pochi giorni, ma il pugno duro della Polizia Municipale continua. Francesco Aloi.
Le telecamere contro i furbetti della preferenziale. Siamo in via Malta a Siracusa. Questa è la strada che porta ad Ortigia. Nelle ore di punta c'è molto traffico, così per evitare le code c'è chi passa da qui. In pochissimi giorni più di 120 multe. Transitando su questa corsia riservata a bus, taxi e mezzi autorizzati, viene multato anche chi non è in regola con assicurazione o revisione. Tra i sanzionati 1 su 3 non lo era. Ma le multe che si potrebbero fare sono centinaia e centinaia. Nei primi giorni dall'entrata in funzione dei controlli, la municipale è stata clemente, ma ora arriva il pugno duro. Se andate a Ortigia, quindi attenzione, rispettate le regole perché la multa è dietro l'angolo e non solo per questo. A Catania è arrestato il rapinatore che a bordo del suo scooter nel tentativo di rubare la borsa a una donna l'ha fatta cadere mandandola in ospedale. Vediamo le immagini dello scippo con Giusy Lazzara. Siamo a Catania, in via Pacini, lo vedete in queste immagini della polizia. Una donna, in compagnia del compagno e di una coppia di amici, è stata accostata da un uomo a bordo di uno scooter e scaraventata a terra nel tentativo di strapparle la borsa a tracolla. Le telecamere della videosorveglianza lo hanno immortalato, l'uomo è finito in carcere. I poliziotti lo hanno arrestato per tentata rapina e lesioni aggravate, avvenuta il pomeriggio del 17 febbraio. Per la violenza subita la vittima è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale, dal quale è stata dimessa il giorno successivo con una prognosi di 30 giorni. Le indagini della polizia hanno permesso di individuare anche il mezzo utilizzato per compiere il reato, poi ritrovato vicino all'appartamento del rapinatore che aveva scippato la donna. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. E adesso vi portiamo in Giappone con la nona edizione della Kermesse. La Sicilia abbraccia il Giappone in scena a Palermo, un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. È andato per noi Marco Gullà. Sicilia e Giappone mai così vicine grazie alla nona edizione di una mostra interamente dal sapore orientale. Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. In questi giorni va in scena La Sicilia abbraccia il Giappone, un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. Un programma ricco di emozioni, dimostrazioni di ken, spada, in armatura samurai, vestizione del kimono, cerimonia del tè e poi rappresentazioni di Aikido. Abbiamo riprodotto parte di quella che è la tradizione giapponese in un'arte marziale chiamata Aikido. Nello specifico abbiamo fatto alcuni movimenti, tecniche e anche riprodotto qualcosa di tradizionale che riguarda l'Aikido, cioè l'uso del bastone tradizionale giapponese, da non confondere con quello da karate che è leggermente più lungo, applicato all'Aikido che invece riproporremo domani in forma tradizionale a mani nude. In Sicilia tantissimi sono gli appassionati dell'Aikido. In Sicilia tra le varie scuole appartenenti a varie federazioni, associazioni culturali e quant'altro sfioriamo oltre i 500.000. Da palermitano, per quanto possa sembrare assurdo, l'Oriente mi ha sempre affascinato tanto e le tradizioni millenarie del Giappone sono bellissime, quindi per me praticare Aikido è stare a contatto con la cultura giapponese ed è un'esperienza incredibile. Abbiamo incontrato Pippo Pattavina, l'attore fino al 14 aprile a Catania sarà in scena con lo spettacolo Pensaci Giacomino di Pirandello. Per lui la prima volta che porta in scena Agostino Toti, un personaggio, dice, contro il perbenismo. Giusy Lazzara. C'è tutto Pirandello nella pièce teatrale Pensaci Giacomino, l'amore, la voglia di sfidare le convenzioni dei ben pensanti e la follia che vuol dire estro. Tutto questo racconta lo spettacolo per la regia di Guglielmo Ferro con protagonista l'attore catanese Pippo Pattavina, per la prima volta nei panni di Agostino Toti, un anziano professore. Lui è contro la società perbenista. Lui prende, all'inizio il disegno che concepisce è quello di voler prendere moglie giovane,
per fregare il governo praticamente, per costringere il governo a pagare la pensione non solo a lui ma anche alla moglie per altri 50 anni dopo la sua morte, a vita praticamente. Questa è la sua forma di vendetta. Poi infatti sposa questa ragazzina che è rimasta incinta da questo Giacomino, ma la sposa non per pietà, la sposa per amore paterno, per tante cose. Si va oltre la storia. Alla fine l'amore trionfa e tutti sono felici e contenti. Ecco, da questo punto di vista è uno spettacolo molto bello e io non vedo l'ora tutte le sere di andarmene a teatro, uscire di casa per andare a indossare i costumi del professor Agostino Toti, che mi diverte da morire. Lo spettacolo è al Teatro ABC di Catania, sarà in scena fino al 14 di aprile. E dopo lo spettacolo parliamo delle nostre trasmissioni. Oggi è sabato e torna, come di consueto, dopo il nostro telegiornale, il punto con Luca Ciliberti. Di cosa vi occuperete oggi? Ciao Adelaide, buongiorno ai telespettatori. Oggi cominciamo a parlare ovviamente dei temi della politica, della campagna elettorale. Mancano quasi 2 mesi al voto delle elezioni europee, ancora i partiti stanno discutendo su come fare le liste, su chi mettere in lista, i nomi forti, insomma quelli che trainano più voti, insomma di questo discuteremo, quindi su questo è il tema della trasmissione di oggi. Gli ospiti saranno l'eurodeputato uscente di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli, che ha scelto di candidarsi con la Lega, quindi sentiremo tutte le sue ragioni. Sentiremo anche il segretario regionale del Partito Democratico Anthony Barbagallo, quindi con questi 2 ospiti, poi giornalisti, insomma tutto quello che c'è da raccontare cercheremo di anticiparlo come sempre all'interno del punto. Poi una bella storia che racconta l'autismo per le buone notizie, lo faremo poi con Assia La Rosa. Insomma, come sempre puntata ricca di spunti anche forniti dall'Istituto Piepoli, che oggi ci ha mandato dei dati e dei sondaggi nuovi che analizzeremo ovviamente all'interno della trasmissione. Bene, sarà interessante sentire e vedere chiaramente questi sondaggi. Allora, l'appuntamento è subito dopo questo telegiornale, noi andiamo in pubblicità e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, Palermo in campo oggi pomeriggio al Barbera contro la Sampdoria, esordio per il neotecnico rosanero Michele Mignani che cambierà sistema di gioco. Sentiamo Marco Gullà. Non è certamente il cliente migliore per l'esordio, ma il nuovo Palermo di Michele Mignani dovrà fare il risultato per lasciarsi alle spalle una sequela di score negativi culminati con l'esonero di Corini. Al Barbera alle 16:15 ci sarà la Sampdoria da affrontare, blucerchiati in grande forma e che arrivano da 4 successi consecutivi. Una partita delicata e al contempo difficile per il Palermo che oggi indosserà un nuovo abito. Mignani si affiderà al 4-3-1-2 con il trequartista, verosimilmente di Francesco, alle spalle delle 2 punte, Brunori e Mancuso. Questo è un gruppo sano, un gruppo che ha fatto punti e ha sbagliato qualche partita, ma quando tu partecipi ad un campionato dove c'è tanto equilibrio può succedere che tu batta qualche colpo d'arresto. Io lo vedo un gruppo sano, lo vedo un gruppo che ha voglia di cercare di venire fuori da questa piccola crisi e si sono messi a disposizione, come ho detto prima. Poi sotto l'aspetto tattico mi piacerebbe avere, come tutti gli allenatori al mondo, tutto il gruppo a disposizione. Per questa partita qualche defezione c'è, quindi io ho cercato, come dicevo prima, di toccare 2 o 3 cose, cercare di mettere i giocatori secondo quelle che sono i miei pensieri nelle condizioni migliori per affrontare la partita di domani. In difesa torna Lucioni, sulle corsie esterne conferme per Diachite e Lund. Al Barbera oltre 20.000 spettatori, 1.000 arriveranno da Genova. Samp con l'ex Verre e De Luca in avanti. Il Catania cerca conferme dopo il successo in Coppa Italia. Domani impegno cruciale in casa della Virtus Francavilla. Zeoli ripropone la difesa a 3. Marco Carli. Siamo consapevoli che domenica è una partita che ci deve dare delle certezze. Ecco a cosa può servire la Coppa Italia. Oltre ad aver messo un trofeo importante in bacheca, i rossazzurri cercano conferme. Tradotto, lo stesso spirito che li ha spinti col Padova nel ritorno della finale. In campionato, soprattutto nel girone di ritorno, e in trasferta non è successo mai. Come nella partita di Torre del Greco, gara che l'allenatore del Catania accosta a quella di Francavilla. Ma contro i pugliesi chiede ovviamente un approccio diverso, anche perché la Virtus sull'angusto campo di casa ha da sempre conquistato la maggior parte dei punti. Una squadra che ha fatto
in casa un ruolino di marcia importante nelle ultime 6 partite, non ha subito gol, ha fatto 12 punti, viene da una sconfitta in un derby, però è una squadra che è un po' in casa fa un tipo di partita e fuori casa forse ha avuto qualche problemino. In porta andrà Albertoni, vista la squalifica di Furlan, in attacco Costantino, dato le condizioni di Cianci non al meglio dopo il pestone subito da Dellicarri nel corso della finale. Monaco invece è recuperato, a centrocampo torna a disposizione Welbeck che rende Quaini pronto sia per la mediana che per il reparto arretrato con la conferma dello schieramento a 3. Virtus Francavilla Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima del calcio d'inizio, collegamenti, contributi da studio, interazione con il pubblico da casa e alla fine le interviste ai protagonisti. Domani pomeriggio scontro salvezza per il Messina che ospita al Francoscoglio il Monterosi, penultimo in classifica. I giallorossi sono in cerca di riscatto dopo le sconfitte contro Foggia e Juve Stabia. Sergio Colosi. Monterosi crocevia del Messina, all'andata inaugurò la rinascita della squadra di Modica, a ritorno potrebbe valere la salvezza virtuale. Certamente quella di domani al Francoscoglio con inizio alle ore 14 è una partita significativa, la prima di 4 spareggi per rimanere in Serie C senza passare dai play-out. Il Messina ci arriva in un momento delicato perché non vince da poco più di un mese, 1-3 a Brindisi il 2 marzo scorso e ha ottenuto soltanto 2 pareggi nelle ultime 5 giornate. Si aggiungono anche uno stato di forma non brillante e alcune assenze pesanti, gli squalificati Emmausso e Polito, i problemi fisici di Lia e Ortisi, out il primo in ripresa il secondo. A guardare la classifica, 28 punti laziali, 41 i giallorossi, sembra strano, ma oggi sta meglio il Monterosi che ne ha conquistati 12 in 8 giornate e nell'ultimo turno ha fermato il Benevento. Tiferanno Messina anche le altre formazioni coinvolte nella bassa classifica, perché in caso di sconfitta il Monterossi si staccherebbe ancora di più e con 9 punti di ritardo penultima e terzultima retrocedono direttamente, un motivo in più per chiudere il capitolo salvezza ed evitare il finale di stagione già vissuto negli ultimi 2 anni. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.